E ascoltiamo ora la lezione di Paolo Balboni, professore onorario di didattica delle lingue all'Università di Ca' Foscari a Venezia. Balboni ci aiuterà a capire che cosa significa impossessarci davvero di una lingua per comunicare con gli altri. E lasciate perdere le fanfaluche che io, in compagnia di Jonathan Swift, mi sono permesso di raccontarvi. Buona lezione. Cercheremo di approfondire che cosa vuol dire imparare a comunicare in una lingua straniera. Pensate un momento a quello che secondo molti vuol dire sapere una lingua. Vuol dire, secondo la prima idea, sapere le regole e sapere le parole, cioè i mattoncini e come combinarli. Secondo pensiero viene sapere parlare, leggere, scrivere, dialogare. Allora, la prima idea è sapere sulla lingua, quindi sapere la grammatica, sapere come organizzare un discorso, come studiare in una lingua, è importantissimo per tutta una serie di meccanismi mentali. Si memorizzano molto meglio le cose su cui si ragiona, su cui si riflette. Saper usare una lingua è tutta un'altra cosa. Quindi noi oggi parleremo di come usare una lingua, di come imparare. E usare vuol dire comprendere, dialogare, scrivere, leggere. Sono sempre doppie. Scrivere e leggere non sono altro che comprendere e produrre lingue, ma fatte allo scritto. Quindi i meccanismi qua dentro sono assolutamente uguali, identici. Come sviluppare la capacità di comprendere? Voi sapete già abbastanza bene di solito leggere in lingua straniera, soprattutto se siete in quinta dove avete CLIL, cioè l'insegnamento di una materia in lingua inglese, di una materia non linguistica ovviamente. Avete sviluppato già delle strategie, anche se molto spesso trasgredite a una regola fondamentale del funzionamento sempre di questa cosa qua, che percepisce il mondo, cioè controlla quello che gli arriva dal mondo e cerca di capirci qualcosa, di interpretarlo, in due modalità. La prima modalità è globale, si dice anche olistica, eccetera. Whole, holos in greco, whole in inglese, cioè tutto insieme. E poi, non prima, dopo, c'è una modalità analitica, cioè vado a prendere le cose che mi interessano in quello che sto leggendo, che sto ascoltando, che sto vedendo, memorizzo quello che mi interessa, non posso assimilare tutto. Questo significa, per esempio, che quando state leggendo qualcosa, c'è una parola che non sapete, fermarsi per andare al dizionario vuol dire inserire una modalità analitica, cioè vado a fare l'analisi di una parola, laddove doveva essere tutto globale. È una perdita di tempo e fa perdere il ritmo. Quando leggete qualcosa, leggete tutto. Vi renderete conto che capite molto, anche se ci sono delle parole che non capite. Vi succede anche in italiano, Se andate in una stazione di quelle dove rimbomba tutto, c'è rumore di treni, voi capite lo stesso gli annunci perché sapete di che cosa si può parlare e vi basta una comprensione globale e poi l'analisi di un elemento, il treno per Ancona. Sentite la parola Ancona, poi ascoltate semplicemente il numero del binario, non tutto quello che vi ho detto. Quindi la prima regola per capire è globalità e poi analisi. Arrangiarsi, sforzarsi di capire dove non si sanno le parole, non fermarsi, andare avanti. Poi bisogna tornare indietro e rifare invece i puntini sulle i. Come si può fare questo lavoro? Sullo scritto lo sapete fare, ma la maggiore difficoltà è sui testi orali. Un discorso, una canzone, un film. Stiamo molto attenti perché l'inglese soprattutto è
variegato in maniera terribile. Io sono abituato all'inglese britannico, ho studiato in America in 2 occasioni, ho insegnato un sacco in America, ma mentre la BBC mi pare italiano, già la CNN ho difficoltà. Un NCIS lo guardo con i sottotitoli, se lo guardo in inglese. Perché? Perché è come ascoltare Montalbano credendo che sia italiano. Sono varietà molto diverse. Quindi già l'ascolto in inglese è difficile. Sono varietà molto diverse. Soprattutto poi è una lingua con moltissimi monosillabi, quindi la quantità di parole in un secondo è doppia rispetto all'italiano, anche di più rispetto all'italiano, quindi richiede un'abilità di ascolto molto particolare. Come svilupparla? Allora, una delle cose che si dice spesso è ascolto canzoni e imparo l'inglese. Nine, in tedesco, ma nine, lo capiamo lo stesso. Ascolto canzoni in un certo modo e allora posso imparare l'inglese. In un certo modo significa le ascolto, cerco di capire il più possibile con la logica di prima, globale, cerco anche di buttar giù se posso i versi. È ovvio che non parto con un rap in black English a tutta velocità. Oltretutto molta della musica rock e rap molto ritmica ha il battito della gran cassa e la nota base del basso esattamente sulla sillaba accentuata di una frase. In inglese di solito l'accento è di frase, proprio perché sono tante parole. Come with me. Sono 3 parole, ma c'è solo un accento. Ma se su quel come c'è un rullato di tamburo e c'è il basso, molto spesso non lo sentiamo. Quindi si fa quel che si può, ci provo. Ci riprovo 2 volte, ci riprovo 3 volte. Poi esiste San Google, si scarica il testo e si incomincia a rivedere, a riascoltare la canzone guardando quel testo e chiedendosi perché non ho capito quel come di Come With Me. Ragionare, vi ricordate? Ragionare aiuta. Ma dopo che ci ho provato, fare l'analisi, perché non ho capito quella parola, perché non ho capito quella frase, che adesso mi è così semplice vedendola, è un sistema di rispettare la regola dell'ascolto globale e poi l'ascolto analitico. L'ascolto 1 volta, 2 volte col testo. Dove il testo non lo capisco, cerco di capirlo. Eventualmente guardo il dizionario su una parola chiave che non capisco. Poi metto via il testo e riascolto un'altra volta. Quando sono abbastanza sicuro di averla capita, mi prendo fuori il testo ancora e la canto insieme al cantante. È un'esperienza traumatica, preparatevi. Per quello che vi dico, guai a voi se cominciate col rap. Non ci riesce un madrelingua molto spesso a seguire un rap. Cantarla vuol dire che dovete seguire il ritmo, la velocità di un native speaker, ma soprattutto che dovete usare il sistema di accenti di un inglese madrelingua. Fa tanto bene alla salute. Invece, se parliamo di un film, intanto non si guarda un film in lingua straniera perché è un'istigazione al suicidio. Tutto un film in lingua straniera è difficilissimo. Stanca moltissimo, dopo un poco inutile. Learning, a differenza di quello che si credeva una volta con tanti esercizi, non è overlearning. L'overlearning fa soltanto fatica, stanca. Meglio poco e molto distribuito. Un quarto d'ora adesso, un quarto d'ora oggi pomeriggio, un quarto d'ora stasera. Magari la stessa canzone o la stessa scena di un film. Film, si prende una sequenza, 5 minuti. Sono molto meglio le serie televisive.
perché sono già divisi in sequenze di 7-8 minuti, perché poi in America c'è la pubblicità continua che interrompe. Quindi avete una sequenza, non so, tutte le sequenze dei polizieschi incominciano dentro la stazione di polizia con i due che si corteggiano, che va avanti da 400 puntate, si decideranno un giorno a concludere e così via. Allora, prendo quel pezzetto, a seconda di quanto siete fiduciosi in voi stessi, provate ad ascoltarlo in inglese 1, 2, 3 volte, a ipotizzare che cosa viene detto. Poi mettete i sottotitoli in inglese, vi danno la trascrizione e vedrete quanto risulta chiaro quello che prima non lo era. C'è qualcosa che proprio non funziona, fate sottotitolo in italiano così ci arrivate. Ma la cosa più interessante è, prima di chiudere, un quarto d'ora, non di più, 10 minuti, provare, scaricandosi di tutti i film e di moltissimi serial, c'è lo script scaricabile, ma altrimenti ve lo mettete voi, e provare a recitarlo insieme agli attori. E poi, se siete proprio masochisti, tanto, ma vi piace imparare a diventare bravi, video registratevi col cellulare mentre fate voi il doppiaggio, togliete l'audio e parlate voi. È un'esperienza sconvolgente. Ma uno impara finalmente a usare la lingua e non a preoccuparsi sul plurale, l'aggettivo prima, dopo, l'apostrofo, una cosa all'altra. È il tema nostro di oggi, come imparare a comunicare. Si fa esercizio, bisogna farne tanto. Esattamente come per giocare a calcetto bisogna passare ore a giocare a calcetto. Che le prime volte è pure divertente, dopo un poco non se ne può più. Tutti quelli che sanno fare sport sanno che l'allenamento ogni tanto ti porta a dire: ma chi me lo fa fare? Abbiamo parlato per ora della comprensione. E il dialogo? Trovatevi l'elenco delle scuole in America, in Inghilterra, in Australia, dove volete. Attenti alle differenze di fuso orario, dopo capirete perché. E cercate le scuole dove si insegna italiano. Trovate l'elenco dei dipartimenti di italiano e di molte scuole anche su www.esteri.it, Ministero degli Esteri. Scrivete agli insegnanti che chiedano a qualche studente che studia italiano se vuole fare tandem con voi. Tandem, anche lì su Google trovate tutto sulla metodologia tandem. Cosa vuol dire? Che vi mettete d'accordo che il venerdì pomeriggio alle 8 di sera qua da voi, che così sono le 2 del pomeriggio in Canada, fate un'oretta di chiacchierata. La prima metà in italiano, lingua straniera per lui e lingua materna per voi, e l'altra metà in inglese. Siccome fare metà è difficile, stanca, è meglio un quarto d'ora. Si può fare di tutto. Ho fatto una composizione di inglese per l'insegnante, gliela mando prima per mail e lui la legge e mi fa notare le cose che non sono proprio inglese e me le spiega. E voi dovete fare lo stesso per le sue composizioni in italiano. E quindi se lui ha scritto la gente vanno, perché in inglese people è plurale, voi dovete spiegargli, e poi sono fatti vostri, spiegargli che in italiano i nomi collettivi, gregge, gente, mandria, stormo, è singolare. Allora, un po' in inglese, un po' in italiano e si parla. Non c'è problema se si sbaglia. Lo si ripete. Provate a farlo già da oggi, ma discutetene prima con i compagni e discutetene con gli insegnanti. Grazie ai nostri maestri di oggi, Valerio Massimo Manfredi e Paolo Balboni. Vi ricordo di scrivere sui nostri social le vostre domande e curiosità. I maestri saranno lieti di rispondervi. Noi intanto ci rivediamo domani, perché la scuola non si ferma.